da oggi inizierà gli allenamenti con la squadra. Ovviamente ringrazio Tommaso Rocchi che ha fatto questa scelta per i nostri colori, è uno che tra parentesi, poi lo sentirete parlare, ha un accento vagamente noto, quindi ci fa molto piacere, ci onora il fatto che nonostante avesse anche delle opzioni importanti da altri paesi, alla fine ha fatto una scelta di campo, e questo mi dà orgoglio da un certo lato e dall'altro fiducia nel fatto che sicuramente ci saranno tutte le condizioni e motivazioni per far bene. Quindi, siccome il protagonista di questa conferenza è Tommaso Rocchi, ovviamente poi cedo a lui la parola. Colgo anche l'occasione per ringraziare pubblicamente l'altro nostro giocatore Raimondi, il quale per una concomitanza di cose, cioè un infortunio che purtroppo gli è occorso, cosa lieve ma che comunque l'ha tenuto un mese lontano dal campo da gioco, e per una sua padovanità che è proprio nel DNA del ragazzo ha capito la dinamica e considerando il fatto che ci fosse questo infortunio e che comunque dal 1° gennaio si resetta tutto e ovviamente riprenderà completamente a far parte del nostro organico, ha dato con un gesto di altruismo e di apprezzata maturità la disponibilità a lasciare lo spazio per inserire Tommaso Rocchi, quindi la società e il Presidente lo ringrazia davvero. Voglio dire soltanto un ulteriore ringraziamento, perché si gioca nel campo verde ma si gioca anche dentro gli uffici. Devo ringraziare una nuova società, anche il segretario generale Giuseppe Mangiarano, perché insieme si è costruita questa opportunità che è partita sì da Padova, ma che è stata un'opportunità che vale per tutte le squadre di Serie B, perché era una norma non proprio fatta bene, per cui va il ringraziamento a mesi di lavoro, no, che ha portato a questo tipo di risultati. Sì, aggiungo anche, perché ovviamente chi parla non si incensa mai, che questo, chiamiamolo, questo suggerimento di variazione di norme è stata una cosa decisamente studiata e voluta dall'amministratore delegato, che con la collaborazione del segretario generale nostro ha suggerito e ha collaborato a gomito anche con la Lega affinché fosse sanata un po' questa anomalia. Do la parola a Tommaso Rocchi. La disponibilità di Tommaso Rocchi, che è avvezzo alle conferenze stampa, quindi siamo quattro. Prego. Intanto il primo impatto, Pierpaolo Spettoli del Gazzettino, piacere, intanto il primo impatto, anche se sei arrivato ieri sera, però insomma. Positivo, partendo sicuramente dal fatto di avere una gran voglia di ritornare sui campi, quindi ho trovato comunque delle persone molto a modo, delle persone che mi hanno fatto sentire subito di casa, e questo è molto importante. Adesso il mio primo pensiero è quello subito di scendere in campo, di conoscere i miei compagni, di ambientarmi il più in fretta possibile, però sono molto carico, ecco, di questa nuova avventura e spero che arrivino i risultati che uno poi cerca sempre di ottenere, non solo nel calcio ma nella vita, quindi il cercare di ottenere i risultati. Stefano Aidel, di Padova. Sì, ciao, benvenuto. Io ti chiedo una cosa, tu hai fatto il capitano della Lazio, sì. quindi sei uno abituato a fare il leader. Che cosa ci vuole secondo te per essere leader in una squadra di Serie
particolare come questo, cioè come una squadra che è penultima e che deve recuperare chiaramente per salvarsi. Sì. Allora, per quanto riguarda l'essere stato capitano, comunque il leader, io penso che la cosa più importante sia quella di essere da esempio, ma esempio non solo nel campo ma anche fuori, nei comportamenti e nella professionalità che poi dopo si trasmette sul campo e si trasmette ai compagni. Le responsabilità che bisogna prendersi e quindi sempre a testa alta senza mai avere niente da rimproverarsi, e poi comunque è bello comunque entrare a far parte di una società e avere le responsabilità di dover fare qualcosa di importante, perché secondo me è quello che ti gratifica di più. Per quanto riguarda la Serie B, la situazione penso sia un campionato difficile, ma ho capito negli anni che devi essere tu ad affrontare sempre le cose al massimo. Non ci sono cose facili o difficili, o partite facili o difficili. Puoi vincere con la migliore del campionato come perdere il giovedì contro una squadra di terza categoria. Sta a te dare il massimo e avere sempre la forza di superare anche i momenti negativi. Penso che ci voglia anche un discorso di positività, di cercare di credere nei propri mezzi e il lavoro poi alla lunga paga. Scusami. Andrea Moretto, Gazzetta, Nuovo, Sky. Volevo sapere qual è stata però la molla che ti ha fatto scegliere Padova, perché ci sarà un motivo soprattutto per il tuo vado a Padova piuttosto. Chiaramente non sono i soldi, se capito, altrimenti potevi andare negli Emirati a prendere soldi da altre parti. Cos'è che ti ha fatto scattare e dire ho deciso vado a Padova anche se sei penultimo in classifica, se sono difficoltà? Guarda, sinceramente è stato il fatto che il Padova è stata la squadra che mi ha voluto di più, la squadra che da quest'estate già, e quindi è stata la squadra che ha creduto di più in me e mi ha fatto sentire questo per un giocatore è importante, perché poi le scelte vanno fatte a 360 gradi e quindi si valutano tutti. Ho fatto la maggior parte della mia carriera a Roma, vivo a Roma, però qui sono comunque vicino ai miei familiari, però è normale che poi dopo il discorso dei soldi conta fino a un certo punto. Io mi sento giocatore di calcio, ho voglia di giocare ancora e questa è stata la cosa che mi ha spinto di più e sono felice di aver fatto questa scelta. Già pronto per scendere in campo già da sabato? L'allenatore lo decide, quindi io sono a disposizione da oggi. È normale che dal 1° luglio ho cominciato ad allenarmi con il mio preparatore Claudio, che saluto, e ho continuato fino a oggi, poi concordando anche un po' di lavoro con la squadra. Mi manca il campo, devo scendere in campo, devo fare gli allenamenti con la squadra, devo conoscere i miei compagni, i meccanismi, prendere il ritmo, che è una cosa normale. Un giocatore che si allena da solo è una cosa, un giocatore che si allena con la squadra è diverso, però diciamo che da oggi sono a disposizione, vedremo. Tu sai che uno dei problemi maggiori di questa squadra era andare in gol. Tu sei stato preso proprio per questo motivo. A 36 anni come senti questa responsabilità, cioè questo incarico che ti hanno dato in pratica, quello di risolvere il problema maggiore della squadra? È una cosa che ho vissuto quasi sempre nella mia carriera, quindi so che il gol è importante sia per se stessi, perché è inutile negarlo, però
io sono un giocatore di calcio, sono un attaccante, sono portato a fare quello e quello sarebbe fare bene il mio lavoro, quindi ripeto, anche la responsabilità di questo però ti dà anche maggior gratificazione se lo fai. Il mio intento è quello, però soprattutto discorso personale, ripeto, è fino a se stessi. Il mio intento è di fare bene con il Padova. Potevo pensarlo a 18 anni, pensare a se stessi, mi sono accorto col tempo che il gruppo, la squadra è la cosa fondamentale. Poi il singolo, se fa bene, ha più risalto, e questo è una cosa che ho imparato col tempo, è una cosa che porterò avanti. Questo periodo, scusa se hai seguito un po' le vicende biancoscudate, hai visto qualche partita in televisione? Sì, adesso poi da fuori è un discorso, poi quando stai dentro vivi altre situazioni, quindi riesci a fare un'analisi più precisa. Ad oggi mi sento di dire che la squadra è buona, che la squadra purtroppo sta vivendo un momento di poca fiducia in se stessi, perché alcune situazioni, alcuni episodi danno proprio di un discorso di poca tranquillità, ma penso dovuto anche a una serie di risultati, di situazioni che poi diciamo così non ti aiutano. Io penso che con una serie di risultati positivi penso che possa aiutare ad avere maggiore spinta, ma soprattutto la cosa più importante è quella di avere la convinzione di uscire da questo momento un po' di classifica difficile, però il campionato è ancora lungo e io penso che la squadra abbia tutte le potenzialità per fare bene. Dimitri Canello, Tommaso, lo scorso anno tu hai chiuso la stagione facendo 3 gol all'Inter, soprattutto nelle ultime partite, quindi chiudendo il crescendo. Volevo chiederti come hai vissuto questo periodo in cui ti saresti magari forse aspettato un'offerta della Serie A, non è arrivata, hai già toccato questo argomento, quindi sei qua perché hai ancora tanta voglia di giocare, mi sembra di capire, no? Da quello che sono le tue parole. Quindi, ma anche mettersi in discussione pesantemente, sì, no? certo. Vedendo qua in questa situazione. No, certo. Ma io penso che per qualsiasi giocatore il fatto di essere stato per 6 mesi all'Inter era normale che se mi avessero proposto di rimanere all'Inter sarei rimasto all'Inter, però poi ripeto, le valutazioni si fanno a 360 gradi, quindi non è detto che poi altre offerte, se non sono state prese in considerazione o comunque valutate e non sono state accettate, è perché non erano della stessa idea mia. Invece quella del Padova sì, e nonostante comunque la Serie B o comunque la situazione difficile, sono contento perché mi piace proprio l'idea della sfida, l'idea del rimettersi in discussione e di fare un qualcosa, di sentirsi importante anche in una società che non è di Serie A, ma che mi dà quella forza di cercare di ottenere dei risultati. Volevo fare una domanda anche ad Alessio. Si è arrivati a questa decisione di prendere Tommaso con un lungo percorso che è stato poi anche, che è culminato con il fatto del cambio di regolamento. Volevo che tu un attimino facessi un excursus di queste 3 settimane, no, in cui si è passati, no, dal fatto di poterlo tesserare soltanto a gennaio invece a questa possibilità in cui lui può già dare una mano da subito. Innanzitutto è importante sottolineare quello che ha detto anche Tommaso prima, ovvero che noi avevamo pensato a Tommaso già in estate, poi probabilmente i tempi non erano maturi, però questo ha a significare anche appunto quanto il Padova creda in Tommaso Rossi. Dopodiché per una situazione di infortuni e di contingenze varie la stagione è iniziata, come sapete, avevamo un problema obiettivo in
in attacco, quindi l'idea di pensare a Rocchi è un'idea che ha ripreso vigore e insomma abbiamo stabilito dei contatti già qualche settimana fa, qualcuno di voi ha scritto, chiaramente pensavamo per gennaio, dopodiché contestualmente su un binario parallelo la società stava, come ha ricordato il dottor Valentini poc'anzi, stava lavorando per migliorare una norma del codice di autoregolamentazione della Lega che forse non era troppo chiara, che comunque poteva essere migliorata a favore di tutte le società, perché è bene ricordare questa cosa, perché beneficeranno altre società di questa modifica, e quando finalmente ieri l'Assemblea ha deliberato appunto la modifica alla norma, siamo riusciti ad anticipare i tempi e a chiudere l'arrivo di Tommaso. Voi vi conoscete anche, tra l'altro, personalmente ai tempi della Juventus, se non sbaglio, no? Ai tempi della Juventus aveva lavorato con mio padre, io ancora non c'ero, però devo dire che insomma, la professionalità di Rocchi è un motivo di assoluta garanzia. Devo dire che quando l'ho incontrato il grande entusiasmo che mi ha trasmesso nel voler, come ha ripetuto poc'anzi lo stesso Tommaso, nel voler raggiungere la squadra e mettersi subito a disposizione dell'allenatore, sicuramente mi ha fatto pensare mi ha dato delle sensazioni positive. Tommaso, scusa, io torno un attimino a una frase che hai detto, cioè, è importante il gruppo. Ho capito che sei costruito pensare a me stesso fino a 18 anni, ma è importante il gruppo. Sei il più vecchio di tutti, però sei anche quello che ha un'esperienza da vendere per tutti quanti. Questo ruolo te lo senti già fucito addosso o te lo dovrai conquistare proprio giorno per giorno con i compagni? E l'altra cosa è una curiosità. Mi spieghi quando segni quel gesto che fai, visto che hai tutte le No, questo ok, perfetto, prima che mi dimentico la domanda prima. Grazie. Ma io penso che per me questo è un ruolo importante che dovrò avere all'interno della squadra. Però ho sempre fatto le cose piano a modo, non sono mai entrato in qualsiasi squadra o comunque mi sono sempre rapportato prima con gli altri e mai aver fatto le cose mancando comunque di rispetto o portando via degli spazi, quindi sono sempre entrato a piccoli passi. È quello che farò, ma sempre con l'intento di fare sempre del bene per la squadra, per i compagni, per l'allenatore, per la società, perché sono un giocatore del padel. Quindi noi giocatori dobbiamo rendere conto, perché andiamo in campo, facciamo il lavoro più bello del mondo e quindi dobbiamo dare sempre il massimo, però sapendo che abbiamo dei diritti e dei